un evento molto sentito, un evento che nasce proprio come evento storico-culturale, ma anche sicuramente per il turismo. Negli anni questa manifestazione è cresciuta sempre di più, è sempre più partecipata, in questi giorni, come posso dire, la città rivive la sua storia e rivive anche e continua a vivere quel senso di appartenenza che la lega e la fa condividere pur nella rivalità in un unico momento. Un evento unico, eccezionale, che va vissuto, che va visto perché è ricco di emozioni, che richiama ovviamente migliaia di persone. Pensate al lavoro che c'è dietro di 1000 volontari e 800 figuranti. La città si apre sicuramente ai turisti e credo che chi la vedrà, oltre al Palio e a tutte le manifestazioni che ne conseguono, bellissime, penso si possa un po' innamorare di questa città e ritornarci sicuramente volentieri. È una vetrina importante, è un'occasione per la città di vestirsi a festa. Non solo vestirsi, ma vivere soprattutto un clima di festa e di aggregazione, che è un po' lo spirito del Palio. Inizia già questo sabato con la presentazione in Piazza Maggiore, con delle sfide tra i quartieri per quanto riguarda tamburini e sbandieratori. Però entriamo nel vivo venerdì 2 agosto con le cene di quartiere, sabato con la grande manifestazione in centro storico con le prime 2 gare del tiro con l'arco e la staffetta, e concludersi domenica pomeriggio nell'area di Pra del Moro con il tiro alla fune e la corsa ai cavalli, quindi lo spettacolo sarà assicurato. Diciamo sempre che il Palio di Feltre nello specifico, è un paradosso, unisce la città pur dividendola in 4 quartieri. È davvero questo il caso di dirlo, perché crea dei legami e dei rapporti intergenerazionali altrimenti attualmente davvero rari, e unisce tutta la città nel celebrare una tradizione e nel fare la festa a se stessa fondamentalmente. Sono 3 giorni di festa della città, riservata ovviamente non solo ai feltrini ma anche a chi da fuori Feltre giunge in città per vivere questo grande evento.